Mara Martin, che è il nome della signorina o? la signora. La signora? Perché questa è la famiglia Martin. Perché lei poi E di conseguenza 40 anni fa, sì, perché la vediamo qua a Shanghai nel 2010, certo, quindi... abbiamo fatto questa esperienza a Shanghai, appunto portando la cucina veneziana, e abbiamo fatto 2 eventi, un buffet di 170 persone e una cena, un gran calà di 120. Bene, Seduti. bene. Sono 40 anni al ristorante, questa signora mi sembra giovanissima, è una ragazzina, cioè, Sì, una ragazzina è di come la musica che rende giovani, anche la cucina, evidentemente stare in cucina, certo. evidentemente funziona, ecco, bene. L'importante è farlo con passione, con amore, con dedizione. Quali erano i piatti, ad esempio, a Shanghai? Quali sono i piatti che allora, piacciono nel mondo? I piatti a Shanghai è stato scelto proprio una cucina tipicamente, perché la cucina veneziana è orientale, noi sappiamo che c'è questa influenza di Marco Polo, perciò l'agrodolce, le spezie sono molto presenti nei nostri piatti veneziani. Abbiamo scelto un menù di piatti dove poter far sedere a tavola sia gli orientali, i cinesi che gli occidentali, e di conseguenza abbiamo portato tutti i piatti veneziani, anche dei bigoli in salsa che lei oggi ha avuto l'onore di assaggiare, di provare. È stato con molto piacere. Sì, poi abbiamo fatto il baccalà mantecato, abbiamo fatto delle zuppe di pesce tipo brodetti, che può essere molto simile a queste zuppe che fanno in Cina. E poi che cosa abbiamo fatto? Il fegato alla veneziana, abbiamo fatto le orate in saora alla Marco Polo, e poi che altro? Mi faccia pensare che sono passati un po' di anni. Allora, poi come dessert abbiamo, i ravioli ripieni, abbiamo fatto i ravioli ripieni con i piselli, lo zenzero, che è un tipico piatto veneziano, sì. E, le sardine saor, poi mi faccia pensare un po', come dessert abbiamo portato questo tiramisù alla veneziana fatto con gli amaretti invece che usare i savoiardi, perché a Venezia gli amaretti è un biscotto veneziano che si usava fare negli anni, cioè in passato. Poi abbiamo fatto lo zabaione, poi che altro? La pinza veneziana, cioè abbiamo fatto questo mix di test di piatti. Quelli sono i piatti chiaramente più famosi, ecco, veneziani, ma contemporaneamente anche da Fiore, perché da Fiore è un ristorante con la stella Michelin da 20 anni, la mantiene, dove non ci lasciamo prendere dalle... Quindi sono anche più, insomma, dal 95 sono anche 23, cioè 22, comunque insomma, la guida viene presentata l'anno prima, però ne riporta l'anno dopo. Ecco, quindi non ci lasciamo influenzare da questi cosiddetti ristoranti stellati, no? Che adesso sono tantissimi. Diciamo che noi seguiamo un po', fedeli alla linea, certo. Magari diciamo che un po' meno. sì, noi seguiamo una linea di piatti tipici, però un po' anche insomma, presentabili, li abbiamo un po' modernizzati, però i sapori ci sono. Il piatto è quello. Sì, il piatto è quello. alla fine, esteticamente un po'. Anzi, sono loro. Rinfrescati. Sono loro i nuovissimi che devono chiaramente aggiornarsi, no? Su questi... Ma secondo me sulle basi, capire le basi, gli ingredienti e la materia prima è fresca di tutti i giorni e soprattutto stagionale. È importante mantenere la stagionalità e far conoscere la stagionalità anche al turista, allo straniero.